Una tavola rotonda si è svolta ieri presso la sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni all'Arsa a Palermo. Il tema su cui si è discusso è stato quello dell'informazione in Sicilia, diritto all'informazione, le libertà economiche e il ruolo del Corecom. L'iniziativa organizzata dal Comitato regionale per le comunicazioni ha visto il saluto dell'onorevole Gianfranco Miccichè, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, della professoressa Maria Assone, presidente del Corecom Sicilia, del dottor Filippo Lucci, presidente del coordinamento Corecom. Le relazioni del dottor Salvatore Cusimano, direttore della RAI Sicilia, dottor Enrico Del Mercato, direttore di Repubblica, dottor Marco Romano, vice direttore del Giornale di Sicilia, dell'avvocato Giuseppe Vecchio, direttore del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali, del professor Giovanni D'Amico, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania. Quanto è importante trovare anche un sostegno per un settore che negli anni sta vivendo una situazione di crisi drammatica. Mi riferisco anche alle TV locali, dove una pessima legge ha imposto altissimi dipendenti. Noi prima avevamo dei contributi con la 488, ora dobbiamo avere 15 dipendenti per poter accedere a questi contributi. Ecco, in questo senso cosa cercate di fare? Non c'è dubbio, noi non so che cosa possiamo fare rispetto alla 488, che sono tutte norme nazionali, ma quello che si può fare faremo. Il confronto con gli editori serve proprio a questo, a capire che cos'è che si può fare per dare una mano. Si deve assolutamente fare come hanno fatto le altre regioni. Non c'è dubbio, ed è quello che ho chiesto a questo convegno, di avere anche da parte degli editori delle indicazioni, perché tante cose non si potranno fare, ma quel poco che si può fare, se è mirato in funzione di quello che serve agli editori sia di carta stampata che di televisione, lo si fa, credo che può essere un guadagno per tutti, però dobbiamo fare, soldi non ce n'è, per cui i libri dei sogni in cui si chiedono quattrini tanto per campare, no, sicuramente vi direbbero di no, ma se si fa una cosa seria, una legge che individua quali sono i punti effettivamente importanti per l'editoria che la Regione può aiutare, questo si farà senz'altro. Una legge è necessaria, intanto perché la Costituzione prevede che le regioni possono intervenire sull'ordinamento della comunicazione. Quasi tutte le regioni italiane sono dotate di una legge regionale sull'informazione o sulla comunicazione, e quindi sarebbe opportuno che anche la Sicilia, che è una regione a statuto speciale, abbia una normativa organica sull'informazione. È vero che, diciamo, come è stato evidenziato, in passato sono avute delle leggi, ma che hanno avuto sempre un carattere più che altro settoriale e non un carattere organico. Noi crediamo che sia opportuna una normativa organica che tratti il tema dell'informazione nella sua complessità e che possa costituire il punto di partenza per un miglioramento qualitativo del sistema, diciamo, della comunicazione in Sicilia, e quindi possa valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale della nostra regione, ma possa essere anche uno strumento di rafforzamento dell'economia nazionale per le ricadute che evidentemente può avere sul piano dei livelli occupazionali, sulla formazione anche dei giornalisti e anche sulla, diciamo, imprenditoria ad essa connessa. Professor Giuseppe Vecchio, qui a questa iniziativa del Corecom, un'iniziativa sicuramente interessante verso un settore che negli anni ha visto un decadimento. Ecco, le TV locali, l'informazione locale quanto è importante nel territorio e cosa si può fare anche per cercare di risollevarla? Le TV locali sono certamente uno strumento di libertà innanzitutto, è uno strumento di testimonianza della partecipazione diffusa all'informazione e alla comunicazione. Vanno tutelate e va garantita la qualità professionale dell'informazione che viene data dalle televisioni locali. Io credo molto nelle televisioni locali perché consentono di fare sapere cose che spesso la grande informazione, per ovvie necessità, potrebbe non riproporre, e poi perché sono vicine alla popolazione.